Siamo con Sara Ferin. Sara, seconda partita da titolare per te e anche oggi 0 gol subiti. Sì, era importante ovviamente perché sapevamo che l'Udinese avrebbe dato tutto contro di noi, come tutte le squadre fanno. E è una soddisfazione essere riusciti a rimanere imbattuti anche questa volta. Sì. Poi, per quanto riguarda la tua squadra, è stato un primo tempo dove avete messo là l'Udinese, poi magari nella ripresa è venuta un po' fuori questo Udinese. Sì, sicuramente noi siamo andati in vantaggio subito, o a metà del primo tempo se non sbaglio, e loro ovviamente nella ripresa con l'1-0 partita aperta hanno fatto di tutto per recuperare il risultato. Fortunatamente non ci sono riuscite, però è chiaro che queste partite le dobbiamo chiudere prima. Con i risultati di oggi, il Vittorio Veneto va in testa del campionato da solo. Eh sì, speriamo di poter continuare così fino a fine anno, insomma. Allora, mister, 3 vittorie su 3, queste prime 3 giornate di campionato ricorda un po' il Vittorio Veneto di 2 anni fa quando è salito in Serie A. Sì, niente, io mi limito un po' a parlare di questa stagione, so che anni precedenti Vittorio ha fatto una grossa galoppata che ha permesso poi di fare quello che ha appunto conquistato. Sì, noi veniamo un po' dalla pausa come tutte le altre squadre e non vorrei che il leitmotiv della stagione fosse questo perché dopo 3 gare potrei anche iniziare a preoccuparmi, nel senso che le occasioni le abbiamo avute, abbiamo avuto parecchie occasioni per concludere la gara. Poi ripeto, un po' di sfortuna, ma non credo sia solo la sfortuna. Dovremmo cercare di trovare tranquillità sotto porta, perché anche oggi insomma, abbiamo cercato di creare, abbiamo fatto un gioco secondo me costruttivo. Il primo tempo lo abbiamo tenute lì nella loro metà campo, qualche ripartenza da loro, ma insomma niente di che. Poi il secondo tempo, secondo me, un po' la stanchezza, un po' forse il risultato ancora in ballo ha concesso loro qualche possibilità di ripartire. Ripeto, siamo solo alla terza gara di campionato, il campionato è ancora lungo, quindi abbiamo modo di riproporre situazioni nelle quali dobbiamo migliorare e ne abbiamo parecchio, ripeto, da migliorare, specialmente sotto porta. Dicevi Vittorio che galoppava 2 stagioni fa, comunque resta con oggi il 40° risultato utile in Serie B. Un'altra cosa, finisce questo trittico con le neopromosse, domenica forse si comincia a far sul serio con il Sassuolo. Sì, le partite, sarò ripetitivo, io veramente voglio vincerle tutte, ma le vinciamo al 90° più recupero. Quindi anche oggi un Udinese neopromossa, comunque abbiamo avuto difficoltà a concludere, a fare gol. Quindi ripeto, le sono gare tutte uniche, non sono riproponibili perché il calcio è bello per quello. Noi dobbiamo essere bravi ad affrontare la prima come l'ultima con lo stesso impegno, con la stessa dedizione, con la stessa voglia di vincere, con un calcio propositivo come abbiamo cercato di fare oggi, mettendo a posto quelle piccole cose che ancora mancano per far sì di essere quasi perfetti, però margini, ripeto, ce ne sono ancora proprio dove le mancanze come oggi si sono viste negli ultimi 16 metri. Per quanto riguarda la formazione in campo, oggi hai proposto Sogaro dal primo minuto, lasciando in panchina Zanon. Sogaro che però hai chiesto tanto compito di copertura. Sì, non eravamo al massimo dal punto di vista fisico, qualcuno lamentava qualche acciacco e d'accordo con lo staff medico abbiamo deciso di non rischiare nessuno anche in vista delle prossime partite. Poi ripeto, io l'ho detto alle ragazze, l'ho detto un po' a tutti lo staff, io specialmente sono un allenatore fortunato, lo ribadisco perché la rosa è competitiva, la società mi ha dato, il direttore sportivo in questo caso, una rosa competitiva e molto agguerrita, quindi cambiando i prodotti io vedo che il risultato non cambia. Ripeto, la forza di questa squadra è proprio il gruppo nel quale si possono cambiare delle pedine, però il risultato oggi ci ha dato ragione ancora una volta. Siamo con mister dell'Udinese, mister Campi. Mister, un Udinese che in settimana Bonassi aveva detto non ci tireremo di certo indietro, e così è stato. Ma io credo di sì, io credo che le mie ragazze abbiano disputato una partita tutto sommato soddisfacente, in fin dei conti siamo una neopromossa che viene a giocare a casa di una delle favorite del campionato e credo che a momenti siamo riusciti a metterle in difficoltà, e osando magari, e rischiando anche qualcosa e questo atteggiamento diciamo che mi è piaciuto. Un po' meglio nella ripresa per quanto riguarda il primo tempo, però magari un Vittorio Veneto che vi ha schiacciato 30 minuti, poi siete uscite un attimo, poi meglio sicuramente nella ripresa.
Credo che sì, il primo tempo siamo entrate un po' paurose, forse paghiamo ancora, come dire, l'esordio in questo campionato. Molte mie ragazze le ho viste contratte e ancora magari non ancora, come dire, convinte dei propri mezzi. Magari un attimo impaurite dalla cornice di pubblico che non si aspettavano. Beh, questo ci ha fatto piacere, a me, chiaro, dalla panchina è più facile, una cornice di pubblico, sì, che per il calcio femminile è un fatto molto positivo. Credo che però avevamo di fronte una signora squadra con grandi giocatrici che conosciamo e per cui ci hanno subito messo in difficoltà e forse noi non eravamo ancora pronte, o meglio, siamo entrate un po' paurose. Però credo che già anche nel primo tempo abbiamo messo in piedi delle azioni di rimessa che si potevano sfruttare meglio. Poi una volta che abbiamo visto che insomma giocando tranquilli potevamo fare, niente da perdere, secondo tempo abbiamo giocato sicuramente meglio. Dicendo magari poi che il Vittorio Veneto non l'ha chiusa. Sì, questo effettivamente il Vittorio Veneto ha avuto l'occasione di chiuderla, però questo ci ha tenuto in gara e noi ci abbiamo provato e abbiamo avuto anche le occasioni per pareggiare. Sicuramente il Vittorio Veneto è una squadra che in questo momento ci è superiore e ambisce, insomma siamo due squadre con obiettivi diversi. Noi, sì, scusa, dobbiamo salvarci. Il Vittorio Veneto invece vuole vincere il campionato, credo. Domenica dove andrete? E saremo in casa contro il Gordige. Non conosciamo ancora questa squadra, ma penso che sarà una partita forse più alla nostra portata. Se anche il Gordice lotta per la salvezza. Sì, sarà, infatti io credo che poi all'inizio del campionato ancora non si hanno tante informazioni. Credo che oggi abbiamo incontrato una grande squadra di un altro, diciamo, livello rispetto magari a noi e a tante altre. Bocca al lupo mister allora per domenica prossima e buon proseguo di campionato. Viva il lupo, grazie.